C'è già la soletta della careggiata su quasi tutte le 80 travi, ognuna da 28 tonnellate di cemento armato, del nuovo viadotto a 18 campate sul Petronio della variante di Casarza Ligure, che la provincia sta realizzando con un finanziamento di 9 milioni di euro da fondi ex-ANAS e statali. Sono 400 metri di viadotto, sono tutti sopraelevati, anche l'ultima parte proprio per problemi di mantenere i franchi idraulici sul torrente. E sono tutte campate da 22 metri, solo nella zona della curva, proprio per poter tracciare la curva, si è ridotto a 17-18 metri le campate. Sul collegamento con la 523, che è una strada provinciale, avviene mediante rotatoria con precedenza ad anello e permetterà di svincolare il traffico tra la nuova tratto di arteria e quella che circola all'interno dell'abitato. Il primo lotto di quest'opera, molto attesa dal territorio, comprende anche un nuovo collegamento di 400 metri sulla sponda sinistra del Petronio, che la innesta sulla viabilità comunale di Casarza, verso le zone industriali, i nuovi quartieri residenziali, liberando il centro cittadino da buona parte del traffico, smog e inquinamento acustico. I cantieri sono in fase molto avanzata, circa l'85% delle opere, dicono i tecnici, e la variante potrà essere pronta in anticipo rispetto al termine previsto del febbraio 2009. Se i lavori procedono coi tempi attuali, credo che possiamo dire con soddisfazione, e ringraziando anche l'impresa che si è impegnata molto per questi lavori qua, daremo un'opera terminata in tempi probabilmente più ridotti rispetto alle previsioni che avevamo posto in essere. E per migliorare e adeguare la viabilità, la provincia apre altri cantieri sulla provinciale 523 di Centocroci, a Castiglione Chiavarese, per 3 importanti interventi finanziati con 1.800.000 euro. Sono opere che partono all'inizio, diciamo, in comune di Castiglione Chiavarese, in una zona di un vecchio mulino, c'è un allargamento con messa in sicurezza, ci sono 2 importanti opere di consolidamento e nello stesso tempo di messa in sicurezza per quanto concerne l'allargamento di un paio di curve, e poi subito dopo l'abitato consolideremo un trattamonte.